concorrente direttamente da Verona, signore e signori, Fabrizio Piccinato! Vai Fabrizio! Eccolo qua! Fabrizio Piccinato! Hola, io sono Esteban Rodrigo. Scusate poi quel diavolo come puedo hablar con acción de la boca. Hola, yo soy Esteban Rodrigo Alonso, ma todos los amigos me llaman más sencillamente Estronzo. Yo hablo un italiano perfecto. ¿Es vero que hablo un italiano perfecto? Gracias, porque l'italiano es la lengua del amor, de la pasión, ma yo vengo de la Argentina. Soy un bailarino de tango y como todos los latinos a mí me gustan mucho las ñocas, ma io non gusto mucho a loro. Pero me ricordo cuando ero giovane che andavo a rimorchiare las chicas con mio carissimo amico Silvano Ramiro Elvio, che todos los amigos llamavano más semplicemente Silvio. Eravamo un bel grupito di persone muy importanti. C'era un industrial, il presidente di un football club, il proprietario del network televisivo, un ex presidente de los consiglios de los ministros e perfino un playboy de fama internazionale. In pratica eravamo solo io e Silvio e ci chiamavano los dos putaneros del Bunga Bunga. Erano dei tempi e ora è todo más difícil, especialmente aquí en Italia. Yo capisco por qué las chicas italianas bevono todo quel bifidus acti regularis, perché sono estetiche, infatti non mi cagano mai. Non che in Argentina le cose vadano meglio, non che in Argentina le cose vadano meglio. Ad esempio l'altro giorno me llama la mia amica Benita Adelina Manuela, che todos los amigos llaman más semplicemente la vuvuzela, porque tiene una voce che te frantuma los cocones. Me chiama Manuela e mi dice: sì, lo so che dà fastidio, ma la chiamano vuvuzela mica per nada, Allora Manuela mi dice che vuole passare la noche conmigo. Io le dico che claro, quando è stata copulare io sto sempre in prima linea. Allora vado a casa di Manuela sperando che lei mi mostri come fa a suonare la vuvuzela. Questa è una cosa, non la capite? Ma là trovo anche Paco Vincente Teodoro, che todos los amigos llaman más semplicemente Paco, perché tiene un Paco appunto, che per portarlo ci vuole il tieniti traco. Allora io le dico a Manuela, muchos encasados, che no, il triangolo no, io non l'avevo considerato. E se proprio deve essere un triangolo, claro che deve essere un triangolo rettangolo. E se proprio deve essere un triangolo rettangolo, è claro che io non faccio l'angolo di 90 gradi. È andata ancora però con mia cugina Marina, ma questa ve la voglio raccontare in musica, perciò prego il mio carissimo amico Fabio Livio Andronico, che todos los amigos chiamano más semplicemente fonico, di mettere il CD, la base. Grazie. Questa è la chitarra di Pedro Patro della Fuente Segovia, che todos los amigos chiamano más semplicemente Segovia, che tiene la mano più veloce dell'Argentina. Con la chitarra, mi sono innamorato di mia cugina, che di secondo nome fa Marina, ma ogni volta che le dico ti amo, mi mira sempre in modo poco strano. Continuo a farla con mia cugina, che di secondo nome fa Marina, ma lei rifiuta sempre ogni abbraccio e sembra avere ancora fondeggiato. Marina, 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 te voglio al più presto sposare. Marina, 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 te quiero al più presto sposare. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no, no, no. Va bene, dice un giorno mia cugina, ti voglio fare una sorpresina, di quel che provo voglio darti un pegno e del mio amore voglio darti un segno. Io mi vedevo già a far l'amore nel bosco fra castagni fece amore. Mi sono vestito quasi come un re